Ci troviamo nel Museo delle Maschere Dolomitiche Gianluigi Secco a Borgo Piave, una istituzione frutto del lavoro di un gruppo prezioso di privati, cittadini, abitanti del quartiere di Borgo Piave, sotto la città di Belluno, che con l'entusiasmo nato dall'incontro con i manichini della collezione che dal 1987 fece parte del museo itinerante che Gianni volle istituire e far girare in Italia e all'estero e che rappresentasse tutte le figure mitiche dei carnevali delle vallate bellunesi, ha potuto essere ricostituito qui a ranghi ridotti e il restyling di queste bellissime maschere, che sono appunto manichini a grandezza naturale, per dare proprio il senso del movimento del carnevale e del corteo come avviene nelle vallate bellunesi, ha proprio il senso di far conoscere i veri significati dei riti della tradizione popolare legata al carnevale. Uno dei tanti filoni che Gianni ha trattato a partire proprio dall'elemento essenziale che è la maschera lignea. Ed è qui che avviene il legame con la scuola del legno e soprattutto il suo legame personale con il maestro Beppino Lorenzet, che divenne di fatto la longa manus di questo progetto, ovvero apprendere dai maestri del comelico, del sappadino, l'arte dell'intaglio del volto ligneo, da ritrasmettere anche alle generazioni diciamo cittadine, facendo conoscere come veniva eseguita la maschera e il lavoro sulla maschera. Portò anche alla costituzione di veri e propri corsi di volti lignei che naturalmente poi potevano avere ulteriori sviluppi artistici in base naturalmente alla creatività di ogni partecipante. L'idea di base era comunque riprodurre quei volti che Gianni aveva raccolto come originali, come patrimonio materiale soggetti all'usura del tempo, e di conseguenza la necessità anche di crearne nuove copie, mantenendone lo stile e anche il carattere simbolico, e quindi rimangono un buon punto di riferimento per conoscere da vicino il significato del carnevale come rito di tradizione e che identifica fortemente le nostre comunità delle valli. Io ho incontrato Gianni Secco nel 1980 durante un simposio di San Martino, che lui era di giuria e io non lo conoscevo se non come Belumatte, ecco, seguivo i Belumatte. E mi ha avvicinato e mi ha detto: guarda, domani, finito San Martino, devi farmi una maschera. Io ero uno scultore proprio terra a terra, insomma, e mi aveva fatto enormemente piacere che mi fosse avvicinato uno di Belumatte, che per me era famoso. E mi ha detto: domani devi farmi una maschera. Si è avvicinato in questa maniera: ho detto non sono in condizioni di fare una maschera, e lui ha insistito: tu devi fare una maschera, e anzi domani sera vengo con Claudio Neviel e la pitturiamo, la devi aver finita, ma in quella che vuoi, fai una maschera. Allora non potevo dir di no a Gianni Secco. Al giorno dopo di questo simposio di San Martino, dei primi, arrivai a casa e feci questa maschera. Alla sera arrivò questo Gianni Secco e Claudio Neviel, che Claudio Neviel è stato anche un mio professore e collaboratore di Gianni Secco, pitturava tutte le maschere, tutti i riti, tutte quelle cose là. E a un certo punto ho detto: questa è perfetta, e ha detto Neviel: tu dipingila e tu ne fai 30. Ma voi Gianni Secco 30 io non so. Allora ha detto: il no non esiste con me, devi farne 30, però in 30 giorni. Ecco, in quel momento ho capito che poteva diventare un lavoro, e con Gianni Secco è iniziata questa collaborazione che ha durato 40 anni più qualche mese, insomma. E in questi 40 anni lui mi ha sempre ordinato maschere di tutti i tipi, di tutti i continenti, e piano piano andava a formare l'arca di volti, e questa arca di volti ha iniziato a ingrossarsi e siamo andati in tutto il Comelico, siamo andati a prendere riti, a prendere
musiche particolari, siamo stati ovunque per quello che riguardava la maschera. Lui diceva sempre di essere il massimo esperto di maschere in Europa, tant'è vero che lo chiamavano in tutta Europa a fare dei convegni e lui non aveva tanta voglia di viaggiare, comunque mi diceva sempre questo: io sono il massimo esperto della maschera. Eravamo andati in Canada, al museo di Inuit, abbiamo fatto tantissimi Inuit. A un certo punto abbiamo fondato la scuola per adulti attraverso il centro consorzi che ci ha dato gli spazi e la scuola, e Gianni Secco ci seguiva, non voleva che noi facevamo intaglio e voleva soltanto che facessimo maschere, per cui eravamo 15 adulti che facevamo maschere su ordine di Gianni Secco. Lui ci portava tutti i campioni e insieme ad Ivano Pochiesa tutta la parte giornalistica e la parte creativa la curava Gianni Secco. Nel frattempo è subentrata Marta Farina e Sara Andric e lui ha detto: io sono abbastanza ammalato, sto malato e vorrei che voi tre portassi avanti l'Arca di Volti. E come potevamo dir di no, dopo la sua morte abbiamo deciso di fondare questa associazione di mascherai e portare avanti, in onore soprattutto di Gianni Secco, questa attività che ci tiene ancora legati per la sua forza che aveva in vita.